Sembra la stessa cosa, sembra lo stesso difetto. Allora, benvenuti a tutti quanti, signore e signori, tutte le garage, mare, viaggi. Oggi faremo una ricetta da sballo, non so che numero è, comunque non sto segnando i numeri proprio perché mi sono praticamente dimenticato. Quindi oggi faremo un qualcosa dedicato a tutti i papà. Io non so se riesco a caricare la puntata per il 19 marzo, però comunque questo è un dolce che voi potete fare sempre, e sarebbero le famosissime zeppole di San Giuseppe, che comunque nulla a togliere con le zeppole di San Giuseppe che vendono nelle pasticcerie, tra parentesi sono buonissime, però comunque oggi proveremo a farle noi. Quindi faremo queste zeppole di San Giuseppe con una crema pasticcera agrumata, non solo con il semplice limone, ma aggiungeremo anche della scorza di arancia, quindi vedremo come alla fine verrà il piatto. Quindi allora ecco gli ingredienti che servono per preparare le zeppole. Voilà. Allora ragazzi, per preparare le zeppole, un pizzico di sale, ci vogliono 250 ml di latte, rappresenterebbero un quarto di litro di latte, quindi guardate, quindi sarebbero 250 ml di latte, quindi un quarto di litro, così non vi potete imbrogliare. Poi abbiamo 3 uova, 70 grammi di burro, poi abbiamo 40 grammi di come si chiama, zucchero, 150 grammi di farina e una scorza di un limone intero. Attenzione, quando grattate il limone non fate uscire il bianco, perché il bianco è abbastanza amaro, quindi vi conviene grattugiare, stare sempre comunque molto attenti. Ecco qua gli ingredienti, e poi faremo la crema pasticcera, e quindi faremo vi presenterò poi gli ingredienti per fare la crema pasticcera, ma incominciamo subito a preparare la nostra pasta choux, che voi potete benissimo fare sia al forno sia fritto, e poi potete benissimo fare anche i famosissimi choux che qua a Parigi si chiamano éclair, e li potete fare poi a vari tipi di creme, quello che volete voi. Quindi a più tardi su Telegarage Mare Viaggi. Ok ragazzi, allora iniziamo a fare le nostre zeppole. In questa pentola io inserirò diciamo che la quantità di queste zeppole sono all'incirca una quindicina, quindi per la quantità che vi ho dato. Quindi aggiungeremo i nostri 70 grammi di zucchero, l'acqua, tutta l'acqua, 70 grammi di burro, scusatemi, e un bel pizzico di sale. Voilà. E manderemo in ebollizione, che faremo praticamente sciogliere il tutto. Voilà ragazzi, allora l'acqua è arrivata a bollore, adesso spegniamo sotto il fuoco e ci prendiamo la nostra acqua e la mettiamo qui. Una volta fatto questa operazione qua, introduciamo la nostra farina tutta per intero, tutti 150 grammi, e andremo a mescolare, importantissimo, un mestolo di legno, una cosa molto ma molto importante. Come vedete otteniamo così una palla, vedete? Allora noi adesso la rimetteremo sul fuoco lentissimo, continueremo sempre a girare fino a quando poi nel fondo non si sia formata una patina bianca. Voilà. Allora ragazzi, vedete? Si è formata la patina bianca, io cerco di farvela vedere. Ok, guardate. Allora, quando si è formata questa patina bianca, lo togliete dal fuoco il composto e aggiungete tutto lo zucchero e miscelate per bene.
Allora ragazzi, arrivati a questo punto voi prendete il composto e lo mettete in una ciotola e lo fate un po' raffreddare. Ok ragazzi, mo nel frattempo che si raffredda un po' questo composto, noi andremo a grattare il limone. Allora ragazzi, ecco qua il nostro impasto. Quindi adesso che si è un po' raffreddato, è diventato un po' tiepido, aggiungiamo il nostro grattugiato di limone. Allora, arrivati a questo punto dovete aggiungere le uova, le aggiungerete uno alla volta e dovete fare in modo che l'uovo si amalgami bene con tutto il composto. E quindi mettete poi tutte e tre le uova, però un uovo alla volta. Voilà! Allora ragazzi, la pasta è pronta. Io non vi nascondo che l'ho fatto a mano. Vi consiglierei quindi farlo a mano, non con la cucchiarella, perché perdete un casino di tempo, e farlo a mano oppure utilizzare uno di quei robot da cucina. Comunque farlo a mano è sempre un altro discorso. Ora la pasta quindi è pronta e la dobbiamo cuocere. In questo caso la potete fare o fritta e quindi formate le zeppole, oppure la fate a forno. Quindi io già ho acceso il forno a 170 gradi. Ora però, per realizzare la zeppola, come si fa? O si utilizza una di quelle sacche con gli affari così a stella, oppure utilizzate una siringa del genere. Io utilizzerò questa perché c'ho questo. Allora, adesso inserirò la pasta qua dentro, però voglio cambiare l'uccello. A più tardi. Allora, arrivate a questo punto, prendete una teglia da forno, fate così con la mano con un po' d'acqua, perché quando metterete le carte da forno tendono ad avvolgersi. Invece voi facendo questo sistema qua riuscirete a formare poi le vostre zeppole. Voilà, si ferma un po', per un po' di tempo si ferma la carta. Allora, ok ragazzi, quindi siamo arrivati al momento di preparare la zeppola. Come si fa? Si fa come l'aro base, come si fa la chiocciola per internet. Voilà, considerato che ci troviamo su internet in questo momento, quindi facciamo così, spero che si vede. Allora, premiamo. Mi dispiace ragazzi, ho saltato un passaggio, non vi ho detto che ho messo a forno le nostre zeppole, quindi siamo a 8 minuti di cottura. Arrivati a 10 minuti controllate la doratura, perché precisamente non so il tempo, ma ve lo dico subito dopo, il tempo proprio preciso per avere una doratura perfetta delle zeppole. Adesso però faremo la crema, ma prima ci assicuriamo che le zeppole siano venute buone. Voilà ragazzi, allora ecco gli ingredienti per fare poi la crema. Allora la crema noi la faremo con due agrumi, utilizzeremo il limone e l'arancia, quindi utilizzeremo lo stesso limone che noi abbiamo grattugiato, che ce ne sta ancora comunque da grattugiare, un po' di arancia. Allora, per fare la crema ci vogliono un quarto di latte, la stessa quantità che avete fatto di acqua, mezzo ramoscello di vaniglia, 30 grammi di farina, 60 grammi di zucchero, 3 tuorli d'uovo, poi le bucce di limone in genere si fa, però io voglio fare anche con un po' d'arancia, vediamo un po' come viene, e lo zucchero a velo per decolare alla fine. Quindi adesso vedremo tra poco i procedimenti per come fare la crema.
Allora, e quindi noi siamo arrivati al momento della preparazione del nostro latte, della nostra crema. Quindi noi aggiungeremo il nostro latte, poi faremo un po' di scorza di arancia, prendiamo anche quella del limone e poi andremo a prendere la nostra mezza pacca di vaniglia e manderemo il latte in ebollizione. Allora, arrivato a questo punto che noi stiamo mandando il latte in ebollizione, metteremo i nostri 3 tuorli d'uovo in una pentola. Allora, una cosa molto importante, una volta che avete messo i nostri 3 tuorli d'uovo, una cosa molto importante è che dovete utilizzare mestoli di legno, quindi aggiungerete il nostro zucchero, poi mettete la farina, voilà, e quindi adesso che il latte arriva in ebollizione, man mano con un passino del genere, in modo che tratteniamo le bucce d'arancia e la vaniglia, voi man mano metterete un po' alla volta, miscelate bene e poi andremo a mettere sul fuoco, però questo tra 2 secondi. Ok, allora ragazzi, quindi iniziamo, aggiungete poco alla volta e mischiate sempre. Voilà ragazzi, sarò veloce perché altrimenti si rovina tutto. Operazione riuscita, la crema è riuscita perfettamente, le zeppole ancora devono essere cacciate, quindi a più tardi per vedere il piatto completo. Ciao ciao a tutti. Angenguacchiata mezzo mondo, che so è, però va giù una crema squisita e queste zeppole un po' più non tanto cresciute, proprio perché l'ho fatte piccole, non sono tanto cresciute, non lo so perché, però comunque vi faccio vedere le altre a più tardi su Telegarage. Beh, evidentemente perché ho aperto il forno. E voilà, le nostre zeppoline sono praticamente pronte e quindi adesso non manca altro che fare una bellissima spolveratina di zucchero a velo. Voilà, regardate, comunque già l'ho provate, sono buonissime, Allora, magari l'estetica, perché poi logicamente ogni arte c'è il suo mestiere, quindi magari l'estetica non è un granché, questo è vero, però mamma mia, per tutti i drogati, guardate quando ne sto sprecando, guardate, mannaggia, ma facesse proprio una chiappata, dai. A dire la verità, ma faccio proprio una chiappata, qua giù. Voilà, no, carutace leggi. Mamma mia, quanto buono. Ma comunque ragazzi, sono buonissime. Fatele. Mica dite che deve essere per forza San Giuseppe. Facete sti zeppoli, sono troppo buoni. Quindi ciao ciao a tutti, a Paolo Orlando, Telegarage, mare, viaggi, zeppole di San Giuseppe.